Ben arrivati cari telespettatori, siamo con voi, cerchiamo di affrontare come sempre una questione interessante, informarvi sullo stato dell'arte di vari ambiti nei quali prima o poi tutti quanti noi incappiamo. E adesso parliamo quest'oggi con il nostro ospite, ve lo presento subito, grazie di essere qui con noi, Roberto Ventura, vice segretario UNASCA Padova. UNASCA sarebbe? Sarebbe l'Unione Nazionale degli Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, che è l'associazione più rappresentativa in Italia della categoria. Perfetto, e con lei appunto cerchiamo di parlare delle pratiche automobilistiche. Certo. E soprattutto, e che tra l'altro sono anche abbastanza, per carità è un momento critico, però tanti devono gestire la compravendita di autoveicoli, poi parliamo soprattutto dell'usato che in un momento di difficoltà ha questo trend di aumento e di impennata fisiologica, eccetera, e non sono a conoscenza di tutte le normative, delle cautele da adottare. Quando entriamo in certi ambiti, purtroppo l'abbiamo vista anche dall'informazione che ci arriva dal nazionale, di certe trasmissioni di inchiesta, ci sono, non dico delle truffe, perché magari vuoi essere pesante, però per semplicizzare i nostri telespettatori, perché dice cosa stiamo parlando di illeciti, delle situazioni non chiare, non legali, che poi vanno a danni naturalmente di chi acquista o vende questo benedetto autoveicolo o motoveicolo che dir si voglia. Certo. Allora, voi state facendo una campagna in collaborazione anche con la provincia poi di Padova, eccetera, congiunta. Abbiamo fatto un convegno sabato. Esatto, per cercare di dare informazioni al riguardo, cioè che cosa deve sapere bene il cittadino. Intanto vorrei anche magari che lei ci inquadrasse cosa fate voi, proprio di che cosa vi occupate bene. Lo studio di consulenza automobilistica che nasce con una legge del 92 ha lo scopo di dare consulenza e eseguire tutte le pratiche relative ai passaggi di proprietà, alle immatricolazioni, il trasporto merci, tutto quanto attiene al mondo dell'auto in pratica. Quindi noi siamo diciamo, i professionisti del settore, quelli che si occupano di portare a buon fine tutte le varie formalità che ci sono da fare. Nella fattispecie diciamo che quello che ci interessava portare all'attenzione di tutti è l'iter che si deve seguire quando si vende un veicolo. Perché questo? Perché purtroppo ormai da qualche anno a questa parte si sono verificati parecchi casi di, come dicevamo prima, di comportamenti illeciti che quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono che io credo di aver venduto un veicolo e in effetti non ho venduto proprio niente e il veicolo è ancora intestato a me. Ecco, questo fa venire la pelle d'oca. Sì. Attenzione. Per quale ragione? Perché sappiamo che dietro ci può essere veramente, c'è il bollo auto, c'è le sanzioni, le multe che poi ti arrivano e dici ma caspita io una macchina non ce l'avevo più, è da brivido. È proprio per questo che noi sottolineiamo l'importanza di compiere questa formalità nel modo più corretto possibile. Perché? Perché in questa maniera siamo certi, prima di tutto noi, di aver scaricato le nostre responsabilità in relazione a quel veicolo. Responsabilità, come lei diceva, sul bollo auto, sulla circolazione, quindi le assicurative, su eventuali usi illeciti del veicolo stesso, che una volta che non ce l'ho più in mia disponibilità, io non so che fine faccia. Di conseguenza, quando ci troviamo a dover sottoscrivere l'atto di vendita per poter cedere il nostro veicolo, dobbiamo essere certi di averlo fatto nei modi previsti dalla legge, perché se non lo facciamo in quel modo non abbiamo sottoscritto niente. Cioè l'atto non si compie, non è valido, non è trascrivibile, oppure viene poi con comportamenti poco ortodossi, viene magari autenticato in tempi successivi, quindi non abbiamo la certezza della data di quando è avvenuto questo. Noi crediamo di esserci scaricati della responsabilità da oggi perché abbiamo sottoscritto oggi, poi in effetti siccome non abbiamo sottoscritto nei modi e nei luoghi previsti dalla norma, quell'atto magari viene autenticato da qualche studio compiacente in tempi successivi, magari dopo un mese,
a favore di persone magari diverse da quelle che dovevano essere in effetti gli acquirenti, quindi c'è tutta una serie di cose molto, diciamo, delicate che potrebbero succedere se io non mi comporto nel modo corretto. Un modo corretto che è abbastanza semplice di per sé, perché basta individuare quali sono i funzionari pubblici ufficiali presso cui si possono firmare gli atti. Ecco, qui andiamo a toccare i notai, che sono notai soggetti che sono abilitati, e i titolari abilitati. dello sportello telematico privato titolari, e pubblico, esatto, dipendenti o delegati, funzionari comunali. Titolari del sportello telematico, che gli sportelli telematici sono di due tipi, ci sono quelli pubblici e quello privato. Quelli pubblici sono presso il pubblico registro automobilistico o presso la motorizzazione civile. Quelli privati sono presso gli studi di consulenza che espongono il logo dello STA, appunto dello sportello telematico dell'automobilista. Presso questi uffici è possibile fare l'atto di vendita nei modi e nei tempi previsti dalla normativa. Solo presso questi uffici, e sottolineo solo, perché se quello che succede cos'è? Io vado a vendere la mia macchina, dove vado di solito? O da un commerciante o da un concessionario, eccetera, perché ho visto la macchina nuova oppure ho trovato il veicolo usato che mi interessa. Do in permuta la mia auto a questo commerciante. E a volte capita che questo succede in tutta Italia, non solo nella provincia di Padova, perché purtroppo è qua stiamo parlando a livello nazionale. Sì, è un fenomeno a carattere nazionale. Cosa succede? Che magari ti senti dire dal venditore firma qua e che poi mi arrangio io, è la classica frase. Ecco, questo non va mai fatto, perché quella firma fatta in quel modo non è niente. Allora, attenzione, non accondiscendere, ferma qua che faccio io, mai. Ed è già questo ti viene l'ansia, perché dici mi sono risolto un problema, e invece no. Cosa bisogna fare? No, è banale, cioè io vendo la mia macchina al commerciante, al concessionario, al privato, a chi ha deciso di acquistarla, e mi reco presso uno degli uffici che abbiamo detto prima. Il più comodo può essere l'ufficio comunale più vicino, può essere l'ufficio comunale quale? C'è un ufficio apposito, c'è un funzionario addetto all'autentica della firma del sottoscrittore o allo studio di consulenza che mi sarà indicato dal commerciante stesso, eccetera, che di solito dovrebbe essere abbastanza vicino, insomma, nei paraggi di solito. Cosa avviene lì? Là avviene che l'atto viene compilato, quindi l'atto non si deve mai firmare qualcosa in bianco, certificato di proprietà, che è un documento che attesta la proprietà di ogni veicolo e che ogni veicolo deve avere, è predisposto in maniera tale che sul retro si possa compilare l'atto di vendita. Quindi quando io andrò a sottoscrivere, l'atto deve essere compilato. Addirittura dovrà esserci anche applicata la marca da bollo prevista, perché sennò c'è evasione del bollo. Allora, quindi non è così semplice, attenzione. Ma non è neanche così complicato. No. Allora, io dico sempre, voi parlate, come tutti quanti noi parliamo, con cognizione di causa. Per me può essere una cosa banalissima, magari l'ho appena fatto, o che so io. Il nostro mestiere. Esatto, ed è sconcertantemente semplice. Per chi ci ascolta e che magari lo deve fare, o l'ha appena fatto e dice, io non ho seguito questa procedura, assolutamente non è uno step dopo l'altro così immediato, per cui è bene anche sottolineare queste cose. Marca da bollo, prima cosa. Cioè, l'atto deve essere compilato sempre. Quindi deve esserci il nome di chi acquista, deve esserci il prezzo, deve esserci la data in cui io sottoscrivo l'atto, deve esserci la marca da bollo. A quel punto io sottoscrivo. Davanti dove davanti a o il funzionario del comune, o il funzionario della motorizzazione o del pubblico registro, o l'incaricato dello STA privato, cioè dello studio di consulenza, che può essere il titolare o un suo delegato, perché può essere anche delegato alla funzione, è un dipendente. Quindi questa persona verifica i miei dati personali, cioè accerta che io sia l'intestatario del certificato di proprietà,
Sulla parte, certo. sul verso del documento c'è nome e cognome di chi è il proprietario, si chiama certificato di proprietà per questo. Una volta che io ho accertato che la persona che ho di fronte è effettivamente la persona intestataria del veicolo, faccio sottoscrivere l'atto e autentico la sua firma immediatamente. Perfetto. Immediatamente. E questo è il punto, immediatamente. Ma quindi l'esempio che lei diceva del concessionario, del venditore, deve venire fisicamente con la persona per fare questa autentica? Sì, certo che sì. Certo questo è un aspetto che magari questo è un aspetto che può creare qualche piccolo disagio, però sì. questo è un piccolo disagio. Quello che può succedere se io mi comporto in maniera difforme invece può essere ben più pesante, sia da un punto di vista, come dicevamo prima, delle imposte, bolli, responsabilità sul veicolo, ma poi essendo che in un certo senso sono stato coinvolto in un'azione che ha riscontri penali, posso essere coinvolto anche da questo punto di vista. Quindi non è una cosa banale, è un atto formale, ma è fondamentale perché con questo atto formale la mia responsabilità cessa, la mia proprietà cessa e passa in favore dell'acquirente. Da quel momento, in quella data e in quel luogo. Perfetto. Se uno si rivolge invece al concessionario della situazione, sì, che dice va bene, questo mi arrangio io, la lasci pure qua, lo mettiamo in cambio, in sconto, sì, eccetera. Che cosa... Succede che c'è qualche studio, qualcuno diciamo che si lascia fuorviare e che autentica in tempi successivi l'atto, lo compila, lo autentica, ma non certo avendo la presenza del venditore e quindi facendo un atto, un falso materiale ideologico. Secondo una stima approssimativa sono tanti questi casi? Ce ne sono. A dirle le quantità non è possibile, però è un fenomeno, ripeto, che c'è in tutta Italia ed è rilevante. L'ultimo esempio riportato dalla stampa è un successo dalle parti di Novara e anche qua sono stati coinvolti parecchi commercianti, studi, eccetera. Ecco, continuiamo su questo argomento, vediamo anche di fare altri approfondimenti perché poi gli step ce ne sono anche altri da valutare, sì, certo, insieme. Andiamo in pubblicità. Allora, siamo ancora in compagnia dell'Unasca, l'argomento è molto importante perché stiamo parlando di passaggi di proprietà, di alienazione o compravendita di auto, veicoli, motoveicoli, in genere stiamo parlando dell'usato naturalmente. Certo. La situazione è complessa perché naturalmente in questo periodo che poi arrivano tante cartelle esattoriali per infrazioni di vario genere, superamento dei limiti di velocità, avere la certezza che non si è stati, perché in quel momento l'autoveicolo non era più in proprio possesso, lo si pensava di averlo alienato a terzi, però magari l'atto non era stato fatto nel modo corretto, è molto alta. Allora, abbiamo visto che deve essere fatto con un pubblico ufficiale, quindi in un certo, oppure comunque le persone che sono incaricate. Sì, perché sono sempre pubblici ufficiali nel momento in cui autenticano un atto. Perfetto, e ci deve essere questa autentica della firma su carta bollata con un bollo. Sul retro del certificato di proprietà, esatto, che il certificato di proprietà è questo. Perfetto, sì. Se si vede, e sul retro è predisposto come atto di vendita, quindi è piuttosto semplice. In questa parte va indicato il nome dell'acquirente, va indicato il prezzo del veicolo e qui il venditore deve apporre la sua firma e qua nella parte inferiore poi viene fatta l'autentica da parte del pubblico ufficiale. In questa parte qua invece va applicata la marca da bollo. Questo è un documento che nasce in bollo, quindi non è che si possa applicare dopo, va applicata subito. Perfetto. Questo ovviamente resta in copia anche a chi ha venduto? No, ecco, allora lo step successivo rispetto a quanto abbiamo detto prima è questo. Io quando ho sottoscritto l'atto devo richiedere, cioè è opportuno richiedere a chi mi ha autenticato l'atto stesso una copia, in maniera tale che
io trattengo la copia e sono quindi certo di avere sottoscritto in quella data, in quel luogo, eccetera, il mio bell'atto di vendita, di non essere più quindi proprietario del bene e potrò dimostrarlo a chiunque un domani mi possa contestare qualcosa. Arriva la solita comunicazione del bollo perché non è stato pagato per un errore e quant'altro, io potrò sempre dimostrare con quella fotocopia di aver venduto il veicolo in quel giorno a quella persona in quella data. Perfetto. Quali altri elementi ci sono da tenere in conto in cui può innescarsi un meccanismo perverso? Ma più che altro è quello che abbiamo detto, perché ecco, l'unica cosa magari per fare un ulteriore accertamento, per essere tranquilli al 100% che effettivamente le trascrizioni siano state fatte e che l'atto non sia rimasto nel cassetto di qualcuno, entro 60 giorni dalla data dell'atto, l'atto per legge va comunque trascritto e deve essere trascritto sia presso il pubblico registro automobilistico che presso la motorizzazione civile. Quindi verrà emesso dagli uffici un nuovo certificato di proprietà. Ecco, allora io entro 60 giorni, se faccio una visura al pubblico registro automobilistico, posso verificare se effettivamente chi è stato incaricato di eseguire la formalità ha provveduto a quanto doveva, cioè alle trascrizioni e a quant'altro. Certo. In questo momento sono assolutamente certo che la pratica è andata a buon fine. Ecco, io leggo i vari punti perché poi voi avete preparato un opuscolo con 10 punti. Abbiamo fatto un decalogo, esatto, un decalogo di regolette da seguire. La prima regola l'abbiamo analizzata: vendere il proprio veicolo significa, sotto il profilo normativo, sottoscrivere una dichiarazione di vendita. Certo. Attenzione, dichiarazione di vendita. Numero 2, la dichiarazione di vendita è contenuta nel retro del certificato che lei ha fatto vedere, perfetto, che non deve essere mai lasciato in bianco, mai fidarsi di niente e ci deve essere la marca da bollo, e questo è il secondo aspetto. La terza, ci deve essere la data dell'acquirente, i dati del veicolo e il luogo e anche il prezzo di cessione. Certo. E poi va sottoscritto, quindi ci sono elementi che danno essenziali certezza, essenziali, danno certezza, perché diciamo, rifacendoci al diritto, essendo che il veicolo è un bene mobile, anche se è un bene mobile registrato, il codice civile non stabilisce un modo di chiudere il contratto di vendita. Però poi è intervenuta l'obbligatorietà della trascrizione, perché per dare certezza ai terzi, cioè a tutto il restante mondo, diciamo, che questo veicolo non è più di mia proprietà, ma è passato in proprietà a un'altra persona. Ecco, sì. Per dare questa diciamo, notizia a tutti è stato istituito il pubblico registro automobilistico, dove viene trascritto questo atto di vendita. Quindi la dichiarazione verbale di vendita non sarebbe assolutamente necessaria perché si concluda il contratto di vendita, però è assolutamente necessaria per darne pubblicità. Quindi a me interessa che quando ho venduto tutti lo sappiano, perché non vengano più da me, ma vadano dall'effettivo proprietario. Di conseguenza dovremo trascrivere l'atto presso il pubblico registro e l'atto deve essere fatto nei modi che abbiamo detto prima. Poi dice il quarto punto: sottoscrivere la dichiarazione di vendita a favore di chi in concreto acquisisce il veicolo, non a favore di terzi indicati da quest'ultimo. Cioè, nel senso, l'ipotesi che abbiamo fatto prima dell'atto firmato in bianco, se l'atto è firmato in bianco, in questa parte non è indicato niente, non è indicato un acquirente. Quindi io potrei, invece che intestarlo a me, che effettivamente ho comprato da lei il veicolo, intestarlo alla persona alla quale io poi l'ho venduto. Quindi saltiamo un passaggio di proprietà, la facciamo direttamente al terzo. E se io sono un commerciante, oltretutto in questa maniera evito di dare la garanzia sull'usato che vendo, dalla garanzia di 1 anno che è prevista dalla legge. Quindi anche qua è una cosa abbastanza pesante, insomma. Non consegnare la carta di circolazione del veicolo, questo è importante, venduto, senza aver sottoscritto la dichiarazione di vendita. Certo, perché io se consegno la carta di circolazione, in effetti posso consentire alla persona che ce l'ha in mano di circolare col mio veicolo.
E questa è una cosa che non va fatta, No, tante non va volte fatta. uno può Cioè, trascurare. comunque la prima operazione da fare è l'atto di vendita. Una volta che io ho fatto l'atto di vendita non sono più proprietario, ho la mia bella fotocopia, Certo. e quindi posso consegnare tutti i documenti alla parte acquirente tranquillamente. Pretendere una fotocopia della vendita sottoscritta completa dell'autentica della propria firma. Certo. E quindi la famosa fotocopia deve essere fatta ed uno Certo. se la deve anche tenere. Sì, infatti le dico quello che facciamo noi nel nostro studio. Quando viene il privato a fare un passaggio di proprietà, si fa, oppure viene la persona mandata dal concessionario per fare la trascrizione a favore del concessionario. Noi in tempo effettivo 10 minuti compiliamo l'atto, facciamo l'autentica, mettiamo tutti i timbri, le marche necessarie e immediatamente rilasciamo al nostro firmatario anche la copia dell'atto. Perfetto. L'autentica, questa benedetta autentica che deve essere fatta in presenza di un pubblico ufficiale, chiamiamolo così, Certo. conferisce data certa alla cessione ai fini dello scarico di ogni responsabilità Certo. civile, penale, amministrativa, tributaria, assicurativa, concernente la proprietà, la detenzione e l'uso del veicolo. Ed ecco la cosa fondamentale Certo. a questo punto, perché parliamo di bollo auto, parliamo di tassazione, di sanzioni, di assicurazione. Ma anche di uso del veicolo Che può provocare- improprio, che può provocare danni, oppure che usino il veicolo per fare qualche atto illecito, che ne so io, quando non è più in mia disponibilità non ho più controllo di quello che sta succedendo. Il punto 9, attenzione, sottoscrivere in condizioni diverse da quelle di cui abbiamo parlato finora, come per esempio nell'autosalone, anziché presso uno sportello telematico dell'automobilista pubblico, privato, presso l'ufficio comunale, quindi nel classico autosalone, non è un'agevolazione ma una violazione di legge e rende la vendita, oltre che non regolare, non valida ai fini dello scarico delle responsabilità, esponendo al rischio di un coinvolgimento penale concernente il reato di falso nella formazione della dichiarazione di vendita. Questo è l'aspetto Più grave. fondamentale, che secondo me forse non c'è cognizione di causa. No, non c'è cognizione, infatti, e questo è il problema. E questo è il problema, quindi benvengano trasmissioni come la vostra per diciamo, illustrare a tutti noi cittadini quali sono i comportamenti corretti da tenere in queste condizioni, perché poi bene o male noi siamo i primi danneggiati da una situazione di questo genere. Non è certo piacevole vedersi arrivare magari una contestazione perché magari dopo mesi si sono accorti che quell'atto è stato fatto in maniera difforme dalla norma. Sì, non è mai simpatico, insomma, trovarsi invischiati in situazioni del genere. Questo senza dubbio. Nel caso, quindi questo per spiegare come avviene la compravendita, voi che cosa avete scoperto? Perché poi avete organizzato appunto il sabato scorso un momento anche di incontro, di confronto con anche le forze istituzionali presenti, proprio per fare chiarezza su alcuni aspetti che sono emersi. Noi l'abbiamo fatto, stiamo facendo in giro per l'Italia convegni tipo quello che abbiamo fatto a Padova sabato scorso, ne abbiamo già fatti 7-8 in giro per l'Italia, proprio per sensibilizzare da una parte l'autorità di controllo che è la provincia nei nostri confronti e dall'altra parte diciamo, le forze dell'ordine e la cittadinanza tutta richiamando l'attenzione su questo argomento, perché è un argomento rilevante in quanto si perde la certezza del diritto, cioè nel senso che nel momento in cui io ho fatto una cosa del genere, magari in buona fede, fidandomi di chi mi ha chiesto di farla, eccetera, io in quel momento non ho certezza di aver venduto niente, anche in maniera, diciamo, in buona fede ho partecipato a un reato in un certo senso e di conseguenza potrei avere delle conseguenze non da poco. Ecco che diventa fondamentale che la gente lo sappia. Allora, chi lo deve sapere? Il cittadino, lo deve sapere chi deve controllare, perché il controllo è anche abbastanza banale da fare volendo. In maniera tale che ci sia coscienza di questo problema e si possano eliminare
i comportamenti, diciamo, illeciti che purtroppo ci sono e sono abbastanza frequenti, quindi non è un fenomeno così raro. Certo. Noi ci siamo attivati, ripeto, come ho detto all'inizio, già dal 2008, proprio perché le segnalazioni di questi comportamenti avevano cominciato a crescere, ad essere rilevanti. Assolutamente. Anche poi, perché finché uno chiedo compra, scusa, sì, un'attenzione particolare negli atti di vendita, anche fatti nei comuni, perché magari in quel caso più che malafede c'è magari poca attenzione o poca conoscenza della materia, perché ci sono stati casi di atti di vendita autenticati completamente in bianco, specialmente da parte di comuni. Proprio perché magari in alcuni comuni non hanno quella familiarità, diciamo, nell'esecuzione della formalità stessa, e quindi sfugge al funzionario. Però sono cose importanti, perché se è in bianco chi ha acquistato non si sa. Assolutamente. Un altro aspetto, allora, vediamo anche poi di parlare della rottamazione oppure di altri aspetti che possono emergere. Andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme per l'ultima parte. Allora, anche un po' per tranquillizzare, però per far capire che ci sono degli aspetti importanti. Si diceva un po' fuori onda, si chiacchierava con il mio ospite, è comodo, è pratico, è comodo sostanzialmente. Vai nel concessionario, firmi tutto quanto, lasci il tuo veicolo, consegni il libretto di circolazione e sottoscrivi magari per l'acquisto di un altro veicolo, ti viene scontato, quant'altro, è una prassi diffusa, invalsa normalmente, e uno è tranquillo, pensa, ritiene, anche se ignoranza legge se non excusat, di aver fatto il suo dovere, aver fatto la procedura corretta. Non è così. No, non è così perché bisogna purtroppo scomodarsi. Voglio essere ottimista, nella maggior parte dei casi il comportamento è solo un comportamento di comodo, poi in effetti quell'atto verrà autenticato nella stessa giornata, verrà seguite le prassi previste dalla norma. Abbiamo solo il fatto che non è stato sottoscritto nei modi previsti, e questo è grave senz'altro. Quindi molto probabilmente la vendita del mio veicolo, nonostante tutto, è andata a buon fine, però ci sono anche comportamenti più gravi, nel senso che è stato riscontrato dalla polizia, che è intervenuta in vari casi, che questi atti non erano stati sottoscritti, cioè non sono stati autenticati lo stesso giorno della firma, ma magari in tempi successivi, a favore di altre persone che non avevano acquistato in quel momento. Quindi purtroppo il problema rilevante è che se io non ho fatto la cosa nel modo previsto, non ho certezza di quello che ho fatto. E questo è il problema. Esatto, avere la certezza e poi non dover subire anche le ripercussioni e le conseguenze. Certo. Nel caso di rottamazione dell'autoveicolo, possiamo dare anche due spiegazioni in questo caso qui? Ma nel caso di rottamazione, se è una vera e propria rottamazione, cioè io faccio demolire il veicolo, adesso da alcuni anni a questa parte la pratica viene svolta direttamente dal rottamatore, purché sia iscritto, cioè sia ufficialmente un rottamatore. Quindi andando presso l'officina, il deposito del rottamatore, si lasciano giù i documenti e il veicolo, e il rottamatore rilascia un certificato di demolizione. Bisogna anche qua sempre farsi rilasciare il certificato previsto dalla legge di rottamazione. Perché? Perché è dalla data di quel certificato che io avrò lo scarico di responsabilità sul veicolo, anche in questo caso, anche qua legato a bolli, a tassazioni e quant'altro, e a eventuali circolazioni illecite del veicolo. Quindi se io ho il certificato in mano, sono tranquillo che il veicolo sia stato cancellato dal mio nome. O perlomeno io potrò sempre dimostrare di aver dato il mio veicolo in deposito alla ditta di rottamazione. Certo. Se invece la cosiddetta demolizione non è una demolizione, ma è una cancellazione dal pubblico registro per vendita all'estero, perché è abbastanza comune in questo periodo,
succede abbastanza spesso che i veicoli vengano esportati. Anche in quel caso bisogna stare attenti a fare la radiazione per esportazione, che sia fatta nel modo corretto, in maniera tale che venga rilasciato il certificato di radiazione, che è una specie di certificato di proprietà come quello che abbiamo visto, solo che riporta gli estremi della radiazione. Ma sempre davanti a un pubblico ufficiale? No, questo va fatto o presso uno studio di consulenza STA, che sia sportello telematico dell'automobilista, e si fa in tempo reale, cioè in 5 minuti si fa, oppure presso il pubblico registro o presso la motorizzazione, che sono gli STA pubblici che possono operare in questo caso. In questo modo noi firmiamo la rottamazione, abbiamo la demolizione per esportazione e abbiamo la certezza che il veicolo è stato cancellato dal pubblico registro e quindi non siamo più responsabili del veicolo stesso. Ecco, una cosa bisogna stare attenti, perché va indicata nel documento di demolizione, di radiazione, scusate, il paese dove andrà a finire il veicolo, e questo è importante perché oltretutto le procedure sono diverse se il veicolo rimane in ambito comunitario. Come fa a saperlo? Se io dichiaro di averlo venduto per esportazione, saprò a chi l'ho dato. Certo, a meno che non sia un terzo che... Ma allora non sono più io che devo demolirlo, ma sarà questa persona che dovrà provvedere, ma si dovrebbe prima provvedere alla trascrizione della proprietà. Cosa si verifica? Esatto, cosa si verifica in questi casi? Cosa avete riscontrato? Quale tipo di illeciti? Ma più che altro ci sono veicoli che sono stati portati all'estero. Io ho dichiarato che andava, perché in Germania, invece poi è stato trovato in Romania, per dire, oppure in altri paesi extracomunitari. Non è che sia gravissima come cosa, perché quando è stato radiato dal pubblico registro, da quel punto di vista io sono tranquillo, però potrebbero esserci problemi di altro ordine, fiscale per esempio, o di certezza di dove sia effettivamente andato a finire questo documento. Potrebbe anche esserci la possibilità di una dichiarazione non corretta, perché se ho detto che l'ho radiato per esportarlo in Germania, poi l'ho esportato in Spagna, non è proprio la stessa cosa. Assolutamente. Volevo chiederle una cosa proprio per fare maggior chiarezza. Quando noi parliamo di notaio, di pubblico ufficiale, di andare presso gli uffici del comune, il pagamento, perché dice, vado dal notaio. Allora, l'autentica presso il notaio è a pagamento. C'è un tariffario in proporzione? C'è un tariffario notarile e certo, quello riguarda loro. Però la norma ha previsto che le autentiche fatte presso gli STA siano gratuite. L'autentica però, non la compilazione dell'atto, l'autentica, la pura autentica. Quindi l'atto viene, è semplice, la compilazione dovrebbe essere. Se lo compila, cioè se si chiede l'intervento dello studio per la compilazione, logicamente lo studio metterà in conto la compilazione dell'atto. Se invece si va in uno studio o presso il pubblico registro o presso la motorizzazione o in comune con l'atto già compilato e si fa fare l'autentica è gratuita. Solo il comune ha diritto di applicare una piccola somma per diritti di segreteria. Ecco, quindi questo è un po' per fare chiarezza su certo, tutti gli aspetti, eccetera. Sì, l'autentica da questo punto di vista è gratuita. Gli studi, appunto, UNASCA, di che cos'altro si occupano? Ma di tutto il mondo dell'auto e del trasporto in genere, quindi tutte le formalità legate ai veicoli, sia ai veicoli per trasporto persone che ai veicoli per trasporto di merci. In questo periodo c'è una scadenza importante legata all'autotrasporto di merci conto terzi, quindi siamo un po' tutti sotto pressione, perché entro il 4 di giugno va presentata tutta una serie di documenti
che servono a mantenere l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori. Ah, addirittura. Sì. Ne sono al corrente tutti gli autotrasportatori, forse dal suo sguardo diciamo che ne sono no. al corrente in molti, ma non tutti, perché purtroppo ci sono, diciamo che per vari motivi, allora la norma parte da un regolamento comunitario che è entrato in vigore il 4 dicembre. Quindi è recentissimo. È recente come entrata in vigore. Come il regolamento comunitario diciamo, viene recepito dalla nostra normativa direttamente senza bisogno di ulteriori passaggi legislativi. Solo che il Ministero purtroppo doveva emanare un decreto che doveva attuare, diciamo, certe parti del regolamento diciamo, che sono lasciate alla possibilità delle varie nazioni come regolamentazione interna, e purtroppo, siccome in quel periodo, se ricordiamo tutti, è caduto il governo, non è stato possibile emanare questo decreto. Hanno poi emanato varie norme in tempi successivi, ma c'è stato un susseguirsi un accavallarsi addirittura di norme, modifiche. L'ultima è uscita il 30 aprile, mi pare, e di conseguenza c'è stata un po' di disorientamento anche da parte dei trasportatori e anche da parte degli studi stessi, perché con una norma che ti cambia ogni 15 giorni non è che sia proprio semplice né informare né attuare praticamente l'applicazione della norma stessa. Comunque sì, chi non si fosse ancora, diciamo, mosso per poter attuare quanto previsto dalla legge, diciamo che è il caso lo faccia al più presto, perché il rischio è alto. Quindi ci stiamo rivolgendo agli autotrasportatori di merci per conto di terzi. Di merci, ecco, non di persone. E anche di persone, chiedo scusa. Ecco, anche di persone Tutti, per conto sì. Quindi magari chi ha un pulmino... Autobus, parliamo di autobus, sì. Quindi la norma, cioè il regolamento, ha investito tutto il trasporto per conto di terzi, sia di persone che di merci. Il numero più alto è legato logicamente alle merci, però c'è un numero rilevante anche di trasporto persone per conto di terzi, che anche questi sono coinvolti dovranno adeguarsi alla normativa. Ci sono varie scadenze e vari termini. Il primo, purtroppo, il primo termine è il 4 di giugno, che è molto imminente. Mia. Attenzione quindi a questa data, certo. Che siamo in scadenza praticamente, sì. È fatta. Allora, io la ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi, siamo giunti al termine, speriamo di essere stati un po' esaustivi in questa tematica, che comunque è importantissimo esserne a conoscenza. Se non altro fatevi portavoce presso altre persone che conoscete che hanno questo tipo di attività in essere, in corso. Noi ci ritroviamo come sempre domani alle 12:40. Grazie ancora, arrivederci.